fa è venuto a chiedere di presentare il libro, di presentare appunto le sue opere, di uno spazio che effettivamente quindi grazie della tua partecipazione e ti do subito la parola. Buona serata a tutti. Grazie mille a tutti, ringrazio in particolar modo l'amministrazione comunale di Villa Verla, ma soprattutto il consigliere Paolo Crosara che mi ha dato questa possibilità. E questa sera presenterò un libro che ho scritto dal titolo La storia degli Ionin senza paura. Ionin senza paura è il soprannome che mio nonno ha avuto in guerra. Mio nonno si chiama Natale Truccato, ha anche dei parenti qui a Villa Verla, come avete avuto modo di capire poc'anzi. E in sostanza all'interno di questo volume raccolte la sua esperienza che parte dall'infanzia quasi, e dalla giovinezza, per passare poi alle partenze per la guerra, e quindi tutte le traversie che lui ha dovuto per forza di cose affrontare durante il periodo di combattimento in Grecia, Albania, Montenegro e successivamente durante la prigionia in Germania. Lui restò per la precisione 2 anni a Berlino, per poi fare un periodo di prigionia sotto i russi prima di rientrare in Italia. Questa sera vorrei leggervi alcuni brani che vi permettano di capire sia quella che è stata l'esperienza, ma anche di capire quella che è la personalità di mio nonno, che più di ogni altra cosa mi ha convinto a riportare su questo libro le sue memorie, con un obiettivo preciso che è sostanzialmente quello di non dimenticare la storia e le esperienze che i nostri vecchi hanno dovuto vivere. Qualche anno fa lo scommissi a notarmi tutte le storie che mi contava mio nonno. Non so neanche a me perché. Mi pareva quasi che la mia coscienza mi ordinasse di farlo. Da una parte ho questo lavoro perché mi dispiaceva che le sue memorie le andasse perse, ma non c'era niente tutto lì. Vi c'era qualcosa di più profondo, che allora non capivo. Fatto sta che tempo dopo mi coccata in mano un bel pacchetto di pagine scritte per dritto e per rovescio, mese scarabocciato. Esiste lì che, guardandoli, ho capito perché mi già venuta questa idea. Non c'era mia solo quelle storie che mio nonno mi voleva tramandare, ma anche il suo modo di parlare, tutte quelle espressioni che lui parlava e che mi da ormai non c'era più abituato a sentire. A rileggere mi è venuta la pelle d'oca. Me lo ricordo come che fosse adesso. Mi pare perfino possibile che queste parole, queste frasi, le potesse farmi provare tutte queste emozioni. Sotto gli occhi che aveva un tesoro grande, che go pensa subito di spartire con tanta altra gente. Se sta così che si partiva questa mia avventura, che la mi ha portato a pubblicare il libro La storia degli Ionin senza paura. Ecco qui, come avete potuto sentire, ho raccolto nella prima lettera del libro quelle che sono le motivazioni che mi hanno portato a pubblicare il libro. Un libro che intendo presentare oggi iniziando dal periodo già dell'arruolamento, saltando in parte sostanzialmente quella che è la giovinezza, che ho affrontato in particolar modo in altre presentazioni magari più vicine all'ambito maranese. Questa sera partiremo dall'ambito direttamente del combattimento. Questo capitolo, che si intitola Il mio primo pugno, capitolo che vi fa intendere subito la personalità del protagonista, si svolge a Sant'Andrea di Gorizia, in caserma, durante il periodo di preparazione a quella che poi sarebbe stata la guerra vera e propria. Un bel dì, a già in camerata, sentato su una branda, a cavere il mio amico Angelo Losco da Torre, in altra recluta di comì, uno per parte. A un certo punto ne si è venuto davanti un vecchio con la barba lunga, Prassello che chiamava. Non c'era mia una persona grande, di quelle che ti fa impressione. Se puoi dire che c'era una mesa caricatura, a regola di tanti anni. E se la sentì
Sicché mi ha guardato dritto in gli occhi e mi ha detto: "Tome sul capello, matta." "Tu te lo su?" gli ho risposto io. Ma scherziamo neanche. Dire che è un'offesa così a un vecchio. Lei le va in piedi che ha aperto una bocca che pare che volesse mangiarmi. E loro sollevarono in piedi anche a me. E prima che potesse capire cosa che gli era dovuto succedere, che guardava un destro di quei potenti. So che indosso aveva una giacchetta da tela che la mangiava bella comoda. Bene, la sega discusia tutto attorno, già è stata qua, solo che la sparina. Ha cominciato a fare un tocco più tardi, per così da solo. Insomma, sto presseggio tende a finire solo l'altra fila di brande. E se la pettente di schiena che ha tratto sulle gambe per aria. Ma non che ha fatto neanche ora a muovere le sopra terra, che sono arrivate anche a me. Lo vuoi cepare, bastone, poi che ho fatto per dargli un altro di più forte. Intanto però, uno mi ha ceppato per vedere. E già era il sergente maggiore Tosolini, della zona dei Udine. Ho avuto che parlo e mi ha rimandato. A me solo che difeso, ho risposto io. Ma la sta una bella difesa da me. Ciò che sa stanco un perché si involti e diceva che se te ciapi un pugno da uno delle artiglierie della montagna, non te sei, se è un castigo di Dio, o una pedata di un muro. Non c'era passato neanche a 8 dì dal pugno che avevamo dato sto pressetto, ma i vecchi non avevano perso il coraggio. Di tanto in tanto te li sentivi dire: "Ma a te, guarda che abbiamo messo le fette di patata in moia in una seccia piena di pisso di musso. Paracete, che se presto quale è vostra ora." A cosa è questo più tardi che gli metteva anche le sale da vicino e ogni altro dì che da sé una bella missiata e li voltava una a una. È bello se che gli ufficiali sapeva tutto, ma non gli diceva niente perché gli c'era d'accordo con i vecchi. Una volta lo sentivo Michi che diceva: "Noi li spremiamo di giorno, voi li spremete di notte." Sicché una sera, dopo che doveva suonare il silenzio, abbiamo sentito suonare le allarme. Cioè, seguiamo tirare su in pressa e seguiamo guardare su per il muso dicendo: "Ostraca, cosa che c'è adesso?" Intanto si era spalancata la porta doppia in fondo alla camerata e si è venuto dentro 5 vecchi. 4 li teneva su un baldacchino da processione, fatto con altrettanti pali di legno dritti e una coverta per sopra. Sotto sto baldacchino viaggiava l'ultimo della squadra, con un solo bianco a fargli da mantello. In mano questo è che aveva una seccia mesa piena di quelle famose fette di patate. Visto così mi ho girato sulla sinistra e ho visto tutti i miei compagni in ginocchio in fondo alla branda, con le mani giunte. Poi ti vado a vedere al concerto Bortolaso da Vicenza, un mio coscritto. So che sarà stato 10-15 kg di più di me e so anche che aveva il naso schissato perché faceva cucinato. E allora sti 5 briganti, gli si è andato al primo delle fila, gli che cadà in bocca sta fetta di patata e gli ha detto: "In onore del terzo montagna, ciappa sta patata e mangia." E lui l'ha tolta come che fosse stata una particola, cosa che mi ha dato a vedere. La Gamagnani ha fatto una faccia così trista che mi ha fatto infine peccare. A fame, un mese venuto. Fatto il primo e si è passato il secondo. Si che è arrivato a me, che già era il terzo delle file. Mi ha già restato fermo, quieto, buttato in branda. A quel punto uno di 5 mi ha domandato: "E ti?" Cioè che aveva una faccia da sperare che era ancora qua, presente, davanti agli occhi. E mi a sto ben così, che ho risposto. E allora, invece che una, a Titi in devo chiesa. Se per disgrazia già in piedi, non che sparagnavano che sotto neanche si credete portare che via la testa. So che cosa cominciamo a sulle le gambe della branda, parlava su, e intanto pensavo fra di me. Adesso, appena che sono in piedi, qua succede il fine del mondo. Finché lavava le su però, e se gente maggiore Tosolini che gattirà un burro. Fermi la carità, lasciai lo stare. Se vede che doveva capire che già era pronto a tutto. Fatto sta che così tutti che ha fatto la sua comunione, come dei poveri pandoni, tutti fuori che me.
Siamo a Gorizia e siamo nel 1940. Da questo momento in poi inizia l'esperienza della guerra, un'esperienza brutale che porterà mio nonno prima a Valona, in Albania, quindi sul fronte greco-albanese. Quindi una volta sconfitta di fatto la Grecia con l'aiuto della loro potenza tedesca, mio nonno e il suo reparto furono inviati nei Balcani, precisamente in Montenegro, per sedare delle rivolte che erano nate in seguito all'occupazione tedesca della Jugoslavia. Fu lì che mio nonno partì per ritornare a casa, dopo 2 anni di permanenza in guerra, senza vedere la sua famiglia. Ed è lì che ho voluto inserire questo capitolo che adesso andrò a leggere. Il periodo del licenzio. Già era il 2 settembre del 42, che sono partito dai Balcani per venire a casa in Vicenza. Già era 2 anni e mezzo giusti che gli era via. Che la mattina mi e il Maule, un mio amico, siamo partiti di corsa come 2 lievoli, sopra il sentiero in mezzo ai boschi. Possiamo arrivare in fondo come cattare il camion che ne aspettava. Siamo monta su e ne camminà a Cattaro. Là siamo stati fermi 5 giorni prima di imbarcarsi. Mi ricordo che una sera accompagniamo su quante sardelle e di notte mi ho svegliato che aveva una segna rabbiosa. Sì che sono da bere alle fontane in piazza, ma ho visto che non ne pissava neanche. Sì che sono da bere, sono da su al porto per trovare da bere qualcosa. E là mi ho sguardato la bocca con l'acqua del mare. A Cattaro c'era piena di gente che andava e che veniva. So che un colpo mi ha domandato a me e a sto mio amico di andare là che una mano in così. Sì che mi ho detto al Maule, ascoltami Mirino, se meglio che andiamo. Difatti da là mi porta via un bel tocco di formaggio grana. So che lo abbiamo spunto dentro sul zainetto. Ai 7 di settembre, alla mattina buon'ora, seguiamo in barca. Siamo venuti su per mare tra la costa della Dalmazia. Alla fine siamo di sbarcare al porto del fiume. Lei è negato infermo un paio di settimane prima di mandarmi a casa, per vedere se già erano sani o ammalati. Appena che neghiamo là, che abbiamo cercato il primo treno e siamo partiti. Siamo arrivati a Vicenza, che già era notte fonda, sarà stata mezzanotte un bordo, o poco più, e non che già era più coincidenze per schifo. Già ero un bel cepetto del Pini, so che siamo andati a bere al bar della stazione, e là uno mi ha detto, ciao, ma che andiamo su a Montebello? Sì che siamo andati, tanto cos'altro che avevano da fare. Là siamo seduti fuori, sui scalini della Cesa, e siamo stati un bel tocco, finché seguiamo in dormito. E la mattina di Rio, già era il 29 settembre del 42, mi e il Maule siamo andati in stazione dei treni che già era appena spuntato il sole. Io c'è il primo treno che andava su a Schio, e qui siamo stati verso Tiene, e mi ha detto, ciao, ma non te devi montare a mia mano? Dai, vieni su con mia Schio e andiamo a bere un gotto di vino alla grotta. Dai avanti, non sta fatta pregare. E allora siamo smontati a Schio. So che già era piena di gente lì di fronte alla stazione dei treni. Fatto sta che siamo andati dentro su sta osteria, al di là della strada, e subito dietro noi altri siamo dentro dopo della mia contrada. I già Tony Quasin e suo papà. Tony già non bocciassa, il gavarabio 7 anni. I già di vicini faceva i murali e mi aveva da mente andare dentro. Sicché i già venuti a salutare. Dentro là c'era 3 vecchiotti che suonava l'armonio e un paro di ferrovieri. Niente si chiamava da sopra il muso e che tira fuori il formaggio grana da zainetto. Beh, abbiamo cominciato a pagare che calici di vermouth a tutti quelli che venivano dentro. Abbiamo mangiato e bevuto finché seguiamo imbriacati. Cosa sta verso l'ora del mezzogiorno? E il Magne, il luogo tratto su del peso, sulla corriera che andava verso Valli, il suo paese. Mi invece mi cammina a casa Tony Pasini, sul ferro della sua bicicletta. A già l'imbriaco in sacca, so che non mi vedeva neanche a 4 idee fuori dagli occhi. Mi pare che fosse una nebbia fissa, di quelle che ti potresti tagliare col coltello.
Ma insomma, il Signore aveva volesto che siamo stati pochi a casa. Due o tre giorni dopo che già ero venuto a casa, mi si è capitato solo il maule, che la volta mi ha detto: non sei tu mia che sei venuto a casa mio papà dalla Francia, mi non lo aveva mai visto prima di adesso, le sempre sta via a lavorare. E allora siamo andati subito dai carabinieri che ha scritto solo al nostro comando. In risposta a questi, che ha mandato su 12 giorni di licenza straordinaria, oltre a quella che già saremmo dovuti fare. Ben bene che ho detto a me, non stava in mente di no, ma ti aspetto volentieri. E così l'ho fatto. Sì che sono da casa, sono tornato al campo, anche a me, 12 giorni in più, dopo il mese di licenza che mi aveva dato. Il maule si moriva al corpo il 19 di novembre. I nostri compagni già fermi a scrutare, appena dentro in Albania. Che la volta mi ricordo che Arino lo salutava volentieri, invece a me mi ha detto: Turcato, te si è escluso da tutti i servizi in attesa del processo. Meglio, vi ho detto a me. Così il manco era a posto. Passato qualche dì, un colpo assolda dentro sulla mia tenda. Mi ricordo che avevano 2 quartine da campo per uomo in dotazione e ho visto come ne mancava una. Non mi c'era mai sparito niente fino ad ora e mi è venuto su un nervoso che non avevo più visto. Sono andato al sergente maggiore Tosolini, che ho tirato fuori la baionetta davanti agli occhi e che ho domandato: le avete detto sta qua, Tosolini? Sì, e mi ha detto: perché? Se sapessi chi che mi ha portato via la copertina, avrei a consumare che la lama a forza di scusarlo. Fammi la carità, va là, ordine mio, va subito in furaria e togliene una da noi. E così l'ho fatto. E se sta a finire lì. Finché l'8° giorno del mio rientro al corpo, io mi cacciamare a porta. E allora sono andato verso l'ufficio del colonnello e ho battuto sulla porta. Avanti, e mi ha detto, stando dentro. Ho aperto la porta e sono andato verso di lui. Ma le prime parole che mi ha detto le state: beh, coraggio c'ho, con chi la faccia lì, ti presenti da me. E che aveva visto che già era venuto dentro senza paura, con messo un sorriso sulla bocca. Cosa accadeva? Che fosse andare là, lagrimando. E mi è venuto infine da ridere. Matteo Savarelli, manco perché ti facciamo qua, o no? Del preciso no, signor colonnello. Matteo Savarelli, che ti sei venuto con 12 giorni di ritardo, o no? Sì, signor colonnello. E mi ho visto pentio? Ma te si sta a casa? A me ho visto pentio, signor colonnello, di non essere sta a casa ancora? E allora le salta per aria e mi è venuto vicino con l'occhio da cattivo e mi ha spiegato per il muso: ma lo sento che potrei mandarti a Gaeta sotto processo. A Gavaria caro, signor colonnello, che di Gaeta di qua tutti i dì in volta a stupetà. A quel punto si era quietato e il cambiò espressione come dal giorno alla notte. E mi ha battuto sulla spalla e mi ha detto: lo so che ti sei un bravo soldato, continua così. L'esperienza di guerra porta mio nonno a rimanere ancora sul territorio montenegrino e a ritornare poi in Grecia, una Grecia che era occupata congiuntamente da 2 forze, le forze italiane e le forze tedesche. Una situazione che durò fino a una data fatidica, l'8 settembre del 1943. Una data che chiunque abbia vissuto questa esperienza e che in questa data si trovasse all'esterno dei nostri confini nazionali si ricorda molto bene. Perché fu la data dello sbandamento, nel senso che i nostri soldati, come vi racconterò fra poco, furono lasciati senza ordine, senza sapere di preciso cosa fare, senza una linea precisa, senza una guida. Ricordiamo che i nostri
nostri soldati erano persone umili, persone come mio nonno che al massimo avevano magari la quinta elementare, persone che non avevano neanche gli strumenti per poter capire magari cosa stava succedendo, persone che non capivano la politica, che non conoscevano la politica, che non conoscevano i rapporti di forza fra le nazioni europee, ma che si trovarono lì e lì in qualche modo dovettero cercare di salvarsi la vita. Mi ricordo come che fosse adesso, cosa avvenne il 8 settembre del 1943. Già ero a Giannina, sul nostro accampamento, che la sera lì mi già di guardia al peso. La mia batteria di artiglieria alpina le aveva in dotazione sia peso, 4 cannonsini e 2 mitraglie pesanti, e mi già la dovettero dare un cannoncino. Poco dopo le 7 si è passato Alpini, lì davanti da me, e mi ha detto: siamo stati a ascoltare la radio giornale, e mi ha detto che questa stella era mistissima. Sono meglio al manco, che per gli altri si è finita la guerra. Radio giornale, mi non aveva neanche mai sentito menzionare. Non so neanche dove chi fosse andato ad ascoltarlo. Magari, penso me, dentro sulla tenda degli ufficiali, perché non saperia dove era altro, se no. Fatto sta che 10 minuti dopo si arriva fuori gli ufficiali. Gli aveva la faccia bianca come la morte. Subito, in negatito di puntare l'artiglieria verso l'accampamento tedesco. Bisognava pareggiarsi a tutto in attesa dei ordini, perché neanche lui sapeva preciso cosa fare. Non aveva nessuna disposizione né dall'Italia né dal comando italiano della terra. Appena che stanotte, di sicuro la più lunga di tutta la guerra, vista la situazione. I greci attaccavano a andarne a dire che se noi altri che avessimo attaccato i tedeschi da davanti, lui gli cavaria a attaccare le spalle. I già erano convinti. Ma come sai che si faceva a mettersi a sparare anche contro i tedeschi? Cosa sarebbe successo dopo? Anche perché pochi minuti dopo, proprio i tedeschi negavano a dire che se noi altri li avessimo attaccato, lui non gli cavaria sparare neanche un colpo. E si cavaria rifiutare anche se gli avesse più l'ordine di farlo. Di sicuro queste quali già la parola vengono fuori proprio dal generale a comando della prima divisione da montagna tedesca, che già era tanto amico del nostro colonnello, perché aveva fatto tutte le scuole insieme in Germania. Il di Drigo, alla mattina buon'ora, ne serviva l'ordine di pareggiarsi per tornare in Italia, con tanto di carta fatta dal generale tedesco. E sicché in mancanza di ordini e con la speranza di tornare a casa il prima possibile, abbiamo versato le armi su un piazzale e siamo pareggiati la partenza. Abbiamo potuto tenersi solo che un gioco per ogni squadra. Agli ufficiali invece, i che stati tenersi anche la rivoltella. Bene o male, abbiamo fatto quello che volessero i tedeschi perché si fidavano ancora da lui. In fin dei conti, che avevano combattuto insieme fino al giorno prima. L'ordine di partire ne si arriva ai 30 di settembre. E allora abbiamo tolto su le nostre poche robe e seguiamo in cammino. Siamo portati dei muli e anche un bel fiato di vacche di quelli che avevano sequestrato in volta per le campagne su uno dei nostri ultimi rastrellamenti. Abbiamo formato una colonna lunga della strada. Saranno stati, oggi in croce, 2000 soldati. Mi ricordo che tanti civili greci in piansea guardando le narvie, perché aveva paura di restare là da soli, quei tedeschi. Mi ricordo che da Giannina siamo andati a Florina. Abbiamo fatto più di 200 km a piedi in 15 di viaggio. Si camminava più che altro di notte perché in quel giorno c'era un caldo che pareva di essere all'inferno. Arrivava a Florina, i nostri ufficiali indicavano giù ai greci del posto le poche bestie che ne già restavano. Coi schietti che c'è qua, abbiamo potuto comprarsi qualcosa da mangiare per viaggio, perché da ormai le nostre scorte le attaccava a scarseggiare. So chi ha tutto più che altro pane, perché costava poco e si conservava meglio. E sì che abbiamo già per treno. Dopo aver consegnato ai tedeschi anche le poche rivoltelle e i scioppi che ancora avevano con gli altri. Siamo montati sui vagoni che si adoperavano per portare in volta le
bestie, in 60, 70 ognuno. Siamo stati 16 giorni in treno prima di arrivare a destinazione. Ine ha fatto fare un giro della malora. So che dalla Grecia siamo da dentro in Jugoslavia e da lì siamo passati per la Bulgaria, la Romania, l'Ungheria, finché siamo arrivati in territorio tedesco, in Austria. So che un colpo fingheggiare come in Romania e il treno si è fermato su una stazione. E lì il mio amico Rino mi ha detto che sono un borghese qua fuori e mi ha detto che il gatto vestiti da darne, se volevo. Dai, andiamo, dismontiamo e stiamo qua. A sentir lui, sommeia, chi si è da portarne in prigionia. Ma intanto si partì il treno. Se no c'era facile che fossimo stati sul serio. La c'era da che distensione della campagna che nessuno ne avrebbe trovato. Ma sarissimo stati buoni di venire a casa dopo. Non so come che ne sarebbe andata a finire. Possiamo stare in Innsbruck, in Austria, e il treno invece di girare in su verso l'Italia, il gira in su per la Germania. E se sta allora che i nostri ufficiali, che da ormai i che avevano mangiato sale foglie, i che capì il tranello che ne aveva fatto i tedeschi, altro per portarne a casa in Italia, lì abbiamo capito di essere stati prigionieri. Se lo avessimo saputo prima, di sicuro qualche d'uno che avrebbe provato a scappare, ma da ormai già in un mando di poi. Se sta questo imbroglio che ne cammina dentro in Germania. Questo è un capitolo che mi emoziona particolarmente perché ci fa capire il senso di sbandamento di cui furono vittime i nostri soldati inconsapevoli per i motivi che ho detto prima, perché erano stati mandati a combattere una guerra che probabilmente non volevano, una guerra che era nata per motivi che non conoscevano e per degli ideali che forse neanche condividevano. E si trovarono lì, prima in guerra e poi in prigionia. Mio nonno in particolare fu portato in un primo campo di lavoro in Germania, nella zona di Berlino. Lui rimase a Berlino per 2 anni, fino al maggio del 1945, data in cui finì la guerra per la Germania. Proprio a Berlino si svolge il prossimo capitolo che andrò a leggervi, dal titolo eloquente, i bombardamenti. Berlino leggera tanto grande. A quei tempi leggera 50 km lunga e 40 km larga, ma dentro vi c'era anche parchi e boscaglie dove la gente poteva anche andare a caccia. So che i signori arrivavano col treno su sti posti e si chiedeva che poteva andare a copare lievoli e caprioli. Però non poteva mica andarvi sempre. Mi ricordo che prese la stagione venatoria solo per un paio di settimane all'anno, giusto per dargli una sciarada a queste bestie. Ma da ormai è già la finire la bella vita, anche per chi che si lega avesse passato fino a lui. Quel tempo di fatti che avete che essere sempre più bombardamenti. C'era sempre gli americani a farli, e arrivavano questi ciampi dai parecchi che non te li vedevi neanche a fine. Ogni tanto passava anche qualche apparecchio inglese, ma solo per fare la sciata da ricommissione. Proprio perché Berlino leggera massa grande per pensare di pestarla tutta su un colpo. Quando chi passava a bombardare ceppava solo una zona di mira. Ma la zona che ceppava gli metteva in ginocchio. Qui che aveva finito, so che restava in piedi solo che qualche tocco di murasso. A quel punto mi ricordo che c'era ciappi intieri dei soldati tedeschi che andavano in volta per le strade a cantare per tenere su il morale della gente. I già bravi a fare propaganda. Ciò che era però arrivare agli apparecchi americani, ti sentivi che ti accava a suonare le sirene della contraerea. E allora ti scappavi a sconderti da qualche parte, ma intanto ti vedevi sti ciappi di usei di ferro che ti passavano sopra la testa. Prima di tutto arrivavi in caccia, che aveva da pareggiare la strada ai bombardieri. Tante volte però i cacci andavano anche su bassi a mitragliare le fortezze delle contraerea tedesche.
So queste strutture le aveva muri di cemento armato larghi 4-5 metri e in cima aveva un piano dove galleggiare cannonsini e metraglie pesanti sempre pareggiati col colpo in canna. Si che arrivava alle squadriglie di aerei da bombardamento, messi a forma di punta di freccia. Parea che i fussi intrigavi nervanti da carichi e gela. E allora ti scominciavi a vedere le bombe venire fuori dalle panze di sti apparecchi. Le giara grandi come vesoli e le giara tutte incaenate fra le due, loro. Cioè le bombe a caena le giara terribili. Le fa saltare per aria anche le stazioni sotterranee, perché, te stesso punto, prima che ne sciupava una, dopo un'altra, dopo st'altra. Mi ricordo che la terra le attaccava a scrollare appena che gli mollava fuori dagli apparecchi, ancora prima che le arrivasse su. E mi, tante volte, mi buttavo su per terra, a panza in su e coi bracci aperti, a guardare sto spettacolo, a pensare che adesso mi viene quindi. Questo è uno degli esempi di esperienze che sono raccontate all'interno del libro. Un'esperienza che, come capite, è assai cruenta. E a Berlino e comunque in Germania i nostri soldati dovettero subire un trattamento di particolare riguardo in senso negativo. Non erano infatti dei soldati prigionieri come gli altri. I soldati italiani erano IMI, cioè internati militari italiani. Era una situazione peggiore rispetto ai prigionieri di guerra, perché i nostri soldati erano considerati traditori. Traditori perché erano prima alleati dei tedeschi e poi tradirono la Germania, secondo il punto di vista dei tedeschi, perché si rifiutarono di continuare a combattere contro gli alleati in Italia e nelle altre zone di combattimento. C'era un particolare disprezzo nei confronti dei nostri soldati, tanto che mio nonno mi ricordava che spesso e volentieri per educare, tra virgolette, tutti i prigionieri di guerra che erano presenti in quei territori venivano scelti gli italiani, che spesso venivano appesi, come dice mio nonno, ai lampioni lungo le strade. A maggio del 1945 la guerra finì. La guerra finì in sostanza con la presa di Berlino. Mio nonno era lì e poté vivere personalmente l'arrivo dell'Armata Rossa e tutto quello che ne conseguì. Chiaramente ormai la guerra era finita, per cui tutti i soldati nemici della Germania in quel momento, una volta arrivati a Berlino, si sfogarono di tutto quello che dovettero subire negli anni precedenti, per cui soprattutto in quelle zone si videro veramente delle esperienze cruente che in effetti anche mio nonno fa fatica a raccontare. Dopo la presa di Berlino mio nonno fu catturato dai russi e fu portato in un paese tedesco vicino al nuovo confine con la Polonia. Fu una prigionia diversa quella dei russi, nel senso che vi era più libertà da parte delle nostre truppe, insomma, dei nostri soldati che erano lì. Fu una prigionia diversa perché c'era più libertà, ma fu comunque una prigionia. Una prigionia che tardava a finire. Tardava a finire perché c'era la promessa di essere rimandati a casa in Italia, ma questa promessa veniva di volta in volta disattesa. Tanto che mio nonno alla fine tornò in Italia, che era ottobre o novembre del 45, quindi qualche mese dopo la fine della guerra. È lì che si svolge il prossimo capitolo, che è un capitolo anche simpatico, perché ci dà modo di capire qual era lo spirito con cui erano costretti a vivere i nostri soldati. In ultima, verso la metà di settembre del 45, la Germania stava ormai senza braghe, a forza di tacconarle su. Cioè, ogni volta che si rompeva, mi metteva una bella pezza di corame sulla sbrego e che faceva la cucitura per fuori con una buccia o con qualche tocco di fil di ferro. La faceva come che poteva, ma
ogni tanto me lanciava su. Però aveva ancora la mantellina che ne aveva da Gorissia, prima di partire per la guerra. Si che voleva di mandare in volta se c'era qualche don onde fare lavori da salto. Voleva farmi fare un par di braghe nuove, adoperando proprio la stoffa di sta mantellina. Finché un toso che c'era lì con me e mi ha detto, che ne conosco uno, casa in Italia e fa proprio il salto di professione. E allora mi ha camminato questo. Mi pare che fosse da Vicenza, se non mi sbaglio. Poi sono stato là e mi ha tolto le misure e sì che mi ha detto, sì, te le faccio 1000 braghe, senza problemi. Basta che ti mi dai la mantellina e con quella mi arrangio. E pare il pagamento, dico di mandarmi. Ben, dammi quello che te viene. Non stava in mente questa roba qua, che in qualche maniera se mettiamo d'accordo. E allora ti porto un sacco di patate, che ho risposto a me, perché non dovrei essere questo o salto da me. Proprio in quel momento si salta fuori tra 4 tusi, i gerali vicini e che aveva ascoltato tutti i nostri discorsi. E mi ha detto, dinelo se tu quando che ti aveva patate, che veniamo anche a noi altri con te, a cavalissimo caro che ti su qualcosa da mangiare. Va bene, stiamo d'accordo così, che ho risposto. Dopo qualche giorno, si è capitato il momento di andare. So che ho pensato, anche bisogna per forza che vai a togliere le patate, perché da ormai le braghe me le casa fatte. Già era giorni che guardava sempre il tempo, aspettava che fosse una notte scura, senza luna. E allora appena che sta possibile, sono da dei tusi e che ho detto, ciao Tusi, guarda che mi stanotte a voi. Ben, fare una carità, che Dio ti benedisca. Ti che deve essere un dato di professione anche a casa. Abbiamo pensato a stare qua quieti perché non abbiamo mia voglia di rischiare bene. Sì che sono da via da solo, col messaggio sulla spalla. A sapere dove che deve andare, perché avesse fatto un giro il giorno prima. Mi ricordo che mi aveva anche toccato passare un fosso con l'acqua che ne mi arrivava a metà pancia, ma non l'aveva mai andata dritta, come che la notte. Difatti appena arriva sul posto, uno dei tanti campi di patatare che c'era lì, avevo sentito un fiato in movimento. E allora sono davanti pian pianello, ma non vedeva niente, perché già era tutto scuro. Questo sta a 5-6 metri, da dove che veniva sto rumore, avevo fischiato piano. E si era sentito subito silenzio. E allora avevo fischiato un'altra volta, un fiato forte. Bene, te che sentivo gente scappare via, come chi fosse stato un branco di caprioli. A me va infilato a ridere, e sono da là. Per terra che c'erano tutti i fagotelli pieni di patate. E lì ho svuotato dentro sul messaggio, e so che non le bisogna neanche sta tutte. Mi ha toccato il salame per terra un fagotello messo pieno, già apparecciato. Sì che arrivai alla bocca del messaggio e sono tornato a casa contento. E la mattina dopo io devo portare il salto in cambio delle braghe. Un paio di giorni dopo sono passato via proprio per di là e ho visto il perron del campo, un borghese tedesco, che già la drittava sulle patate, o meglio, quelle che sarebbe stata per terra. Sì che ho pensato di andare là a far docciato. Appena che sono arrivato che ho detto, ciao, ma hai te che dare una mano qua a torsare le patate? O no? I capisca proprio bene, guarda quante mazze che ne manca, in quanti c'era. Tasi mi ha risposto, e pensare che io anche tenuto questo gioco, e mi ha fatto proprio sotto il naso. Se solo che avessi saputo cosa che già era successo, non ne potevo neanche immaginarsi. Avevo sempre più un uso d'attore a me. Passa qualche giorno e i nostri soldati finalmente riescono a tornare a casa, a prendere un treno che li porterà a Innsbruck e quindi poi in Alto Adige e in Veneto. E soltanto più tardi capirono che c'era stato l'intervento delle Nazioni Unite per riportarli a casa, in quanto l'idea dell'armata sovietica non era certamente quella di destinarli in questo modo.
L'idea era quella di portarli in Siberia a lavorare in altri campi di concentramento, sicuramente diversi da quelli tedeschi, ma il fine era sempre quello. Mio nonno arrivò a Pescantina, in provincia di Verona, e da lì prese il treno per Vicenza. Ed è proprio qua che si svolge il prossimo capitolo, il penultimo che vi leggerò. Siamo arrivati in stazione Vicenza verso le 10 del mattino. Già era il 2 di ottobre del 45 e già era 3 anni che non tornava a casa. Insieme con me viaggiava Natale Spinato, un mio amico. Quando siamo arrivati insieme a Marano, Natale Spinato è andato a casa. Mi sono andato a raccontare a mia sorella più vecchia, la Rina, che la stasera lì, poco distante. So che ne magari prestare su bicicletta per far prima arrivare a casa da mio papà e mia mamma. Ma appena monta su, finché già era ancora in corte da ella, a qua c'è qua un chiodo lungo 5 cm. A cosa scusare l'ora e sì che mi ha toccare le saghe da tutti. A quel punto sono da casa a piedi. So che già era subito l'ora del mezzogiorno. A voler quasi fermarmi a bere un giusto alla fortuna, l'osteria che c'è ancora, vicino alla piazzetta di Santa Maria. Ma appena che sono stato pensavo, no, se meglio no. Se no dopo, avevo massa e sono ancora lo stomaco vuoto. Se meglio che vai a casa, che tanto adesso avevo tempo per venire qua ancora. Sicché sono da casa diretto, camminando svelto. Su per la stradetta di casa mia, Gocatà mio fratello Beppi. E già anche a Tony Finanza insieme a lui. So che già devo caricare su del luame, sul carretto, col forcone. Quanto contento che è stato vedermi. Insomma, dico da cacciacolare con lui, ma tutto un colpo, Beppi, miei fratelli, e me l'ha dimandato. E che ha dimandato su Tony Finanza. Ma chi sei lo stomaco qua? Ti lo conosci? Se vede che non mi aveva neanche conoscesto. Cioè già era un boccetta ancora e mi mancava da casa da 3 anni. Sicché sto Tony Finanza che ha tratto via il forcone e gli ha speccato su quel muso. Ma non vedi mia che ha detto fratello. Mi ricordo che mi fermare in scianta perché aveva paura di andare a casa. Già era la roba che aveva desiderato qui per tutto il tempo della prigionia e adesso che già era lì, non aveva neanche il coraggio di mettere un piede dentro delle porte. So che a sostatarmi un tocco sul primo scalino, neanche quando non dormo. Ma dopo ho deciso di andare dentro perché aveva massa voglia di vedere la mia famiglia. Beh, come avevo visto venire dentro, mia mamma si è messa a piangere. Mio papà invece le andò subito in camera a torre una fiasca di vino buono. Dopo che ci a casa tutti quelli a nostro contrario per fare una festa. Questa è in sostanza la chiusura dell'esperienza di guerra di mio nonno, che coincide anche con la fine dell'esperienza che ho voluto raccontare all'interno di questo libro. Mi piace fare una riflessione quando arrivo al termine di queste presentazioni che è nata sostanzialmente così, casualmente, da una domanda che una volta mi è stata posta da una persona. Durante una presentazione come questa c'è stata una signora che mi ha fatto una domanda che mi ha messo un po' in imbarazzo perché non ho saputo rispondere. E mi ha chiesto infatti come mai questo brano, l'ultimo che vi ho letto, che è sicuramente cruciale perché parla del ritorno a casa dopo 5 anni e mezzo fra prigionia e guerra, si chiedeva come mai questo capitolo fosse stato liquidato così in fretta. Per chi avrà modo infatti di leggere il libro, ci sono dei capitoli che non abbiamo trattato, che sono molto più lunghi, capitoli dove si raccontano vicende, se volete, molto meno importanti, che però vengono descritte nei minimi particolari. Questa esperienza, invece che è fondamentale, viene effettivamente tagliata in più parti. Allora io, che so di aver scritto tutto quello che mi ha raccontato mio nonno, in effetti non ho saputo rispondere. E ho voluto provare a pensarci poi quando sono tornato a casa. Mi sono dato una risposta, non so se è quella giusta, però penso di sì. Io
pensato, conoscendo il carattere di mio nonno, che lui ha sempre voluto dipingersi come Ioannin senza paura, cioè quella persona forte che durante questa esperienza, per necessità o per virtù, aveva dovuto costruirsi una corazza che gli permettesse di portare a casa la pelle, di non subire troppo a livello psicologico tutte le barbarie che chiaramente fu costretto a subire. Quando si trovò sul primo scalino, sul primo gradino di casa, secondo me mio nonno smise di essere Ioannin senza paura e tornò ad essere Turcato Natale, un uomo come tutti gli altri, un uomo con i propri sentimenti e con le proprie debolezze, che si rese conto dopo 5 anni e mezzo di essere riuscito a vincere sostanzialmente la sfida più grande della sua vita, cioè quella di ritornare a casa. Concludo con un pensiero di mio nonno, che è in sostanza la fine del libro. Ecco, questa è la mia storia. Per contarvela che ho messo un mucchio di tempo, ma spero al manco che per voi altri sia stato bello ascoltarmi. Ciò che era giovane me, so che restava a bocca aperta finché ascoltava le storie che mi contava i vecchi. Da ormai si vive invece anche a me, ma il mondo non si è piccolo della volta. Adesso tutti corre, tutti spessega, e non vi c'è più tempo per niente. Ma sa dire cos'è che vi dico io? La sé che spessega, la sé che corre. Intanto noi altri diamoci quella del gusto, come che se facesse anni. E credimi, non vi c'è maniera più bella di passare il tempo che il Signore ne regala. Grazie mille. Spero che questa breve lettura vi sia piaciuta. Le selezioni dei capitoli l'ho fatta per cercare di dare una panoramica generale su quelle che sono le varie vicende che hanno caratterizzato la vicenda di mio nonno. Alcuni mi hanno chiesto anche perché non mi sono soffermato sulle vicende dei combattimenti, che infatti non vi ho letto stasera. Nel libro ci sono, però ho preferito saltarlo durante la presentazione per parlare più che altro dell'esperienza di mio nonno con la famiglia, con gli amici o comunque nelle situazioni ancora più tragiche, che sono sicuramente quelle che abbiamo potuto ascoltare. Vorrei concludere con una piccola video intervista che abbiamo realizzato qualche anno fa, dove avrete la possibilità di conoscere effettivamente mio nonno e il suo spirito. Dopo di ciò, per chiunque ci sarà la possibilità di fare qualsiasi tipo di domanda o di chiedere qualsiasi tipo di curiosità. Se vuole, io che le fai L'arte massa. Dice, al 9 di marzo del 40, sono in casa dopo 2 anni e mezzo, ho messo in licenza più viaio, e dopo sono via dalla licenza, sono in casa dopo 3 anni ultimi, sicché sono in casa il 2 ottobre del 45. Ero sempre in campagna di guerra per fare una tregua. Ogni campagna di guerra è sempre un anno sempre sta in zona di preparazione. Questo nome qua abbiamo oggi la via, dopo via sono stato di casa un coglione. Quando sei che tu cominci a contare la storia? È da piccolo. Fin da piccolo devo Così perché mi è attaccato insieme. Andando qua, andando là, e me la ricordo una volta giù buscare che era, sono cascato da scala, ma non la so, cosa come se era da dopo studiare la persona, da piccolo sempre canticciava, che si deve voltare qua. Siete contento di questo? Sì, perché era un lato che mi dice che fu da. E non ti diceva lì, il masso fuori,
perché chi non combina le buone si brutte, e poi chi non combina tante, non combina. Che ti cosa sei che te ne dici? Lì sono sempre stato fortunato, sono sempre stato protetto 2 anni fa, spero che sia già chi negherà la medaglia a me, che io sono stato il presidente del Prefetto. Presidente, e già questo che spieghi una figlia di insomma. Lei se la fa medaglia in mano, ascoltarmi il capo della medaglia in mano, io spiegavo un articolo, perché a volte che sono io, casa di chiesa. Se tu tornassi io, cosa faresti? Amico, tiene tempra mia, che anche un po', però detto adesso che il tempo da lì. Anche adesso perché mi vedo tante storie che sbagliano adesso. E se non sogniamo, uno che non crede, o sono credente o non credente. Per chi detto combattuto, cosa sei? Insomma, ti sentivi che prima che ha fatto la guerra mondiale e che ha vinto la guerra ha perso il portafoglio. Questa guerra qua ha perso la guerra e vinto il portafoglio, e così che siamo tanti infinitamente, io manco il ricordo, che la gente capisce. Tu penso, alla notte potevi vedere, pensi tu ancora che giorni, ti viene in mente, ti viene... Beh, assolutamente periodo sì, proprio che dormia poco con mia dopo mi sono stata sana, ma qualche volta mi sogno ancora perché mi piace, mi carattere, è il carattere così, ma tutto sono contento, sì perché ancora a fare le butte lavorare, perché tu non andavamo, ma quando, 20, cari, e come grazie, io ringraziamo tanto ringraziare quanti tutti. Per cosa? Perché le robe che gli fanno non si sta massa bravi. Naturalmente gli dici, poi tutti che io sono andato io. Ecco. Ecco, presentazione finita e spero che sia stata piacevole. Se qualcuno ha qualsiasi tipo di domanda sono qui. Per chi vorrà poi leggere tutte le altre avventure di Ioni senza paura c'è a disposizione il libro che stasera vendiamo a un prezzo ridotto di 10 euro.